Buongiorno a tutti, eccoci per GP On Air, l'appuntamento con il coronavirus, soprattutto questo periodo difficilissimo, ma soprattutto con l'hashtag Ripartiamo Insieme. Vittorio Sanna ai microfoni di Radio Supersound, emittente che collabora con Galleria Progetti, che ha prodotto questa trasmissione, che quest'oggi pone ancora 3 ospiti al centro dell'attenzione, che ci diranno la loro in merito a quello che stiamo vivendo e a quello che si potrà vivere immediatamente dopo. Una figlia di Sardegna che lavora per Sky, Valentina Campus, giornalista, una delle tante che si sono mosse dalla Sardegna per riuscire a coronare i propri obiettivi, i propri sogni da altra parte, e che lavora ora a Milano con Sky, appunto, dove c'è una bella comunità tutta sarda all'interno della struttura televisiva che un po' tutti conosciamo e che siamo abituati a seguire, soprattutto per quanto riguarda le cronache del Cagliari. Poi a seguire Marcello Spina, lui si occupa di aerotaxi e fornisce servizi per collegamenti privati a livello aeroportuale, e ci parlerà appunto del mercato in prospettiva, che sembra potersi incrementare proprio in conseguenza della diminuzione magari degli utenti negli aerei di linea e delle difficoltà che avranno per questioni di sanificazione, gli spazi, le distanze sociali tra l'uno e l'altro, che potrebbero privilegiare un rilancio di questo tipo di mercato. E infine Chico Porcu è presidente dell'AST, ma è stato, oltre che un triatleta conosciutissimo, soprattutto uno dei primi triatleti, è stato consigliere regionale, ha guidato quindi un'amministrazione, conosce le dinamiche dell'amministrazione e ci dà una visione d'insieme di quella che la Sardegna può essere dopo il coronavirus, non solamente una terra fiaccata da quello che sta succedendo, ma anche forse una terra stimolata a ripartire con i temi giusti. Argomenti che tratteremo tra poco, non abbandonate la nostra sintonia, state con noi e poi ripartiamo insieme anche tra qualche minuto. GP On Air, in collaborazione con Gruppo ISA, 100% sardo. Con noi a GP On Air ripartiamo insieme, abbiamo Valentina Campus. Valentina lavora per Sky, giornalista di Sky, conosciutissima, da dubbio, non ho bisogno di presentarla, ma per i pochi che magari non hanno colto la sua presenza tra i tanti sardi che lavorano a Sky, perché abbiamo una vera e propria colonia dentro Sky. È così, Valentina? Buongiorno. Ciao Vittorio, buongiorno e buongiorno a tutti. Sì, devo dire che Sky è una sorta di isola felice anche per i sardi che come me anni fa sono emigrati per arrivare a Milano e hanno trovato lavoro lì. Io lavoro con Veronica Baldaccini, Davide Buco, Giorgio Porrà, insomma sono tutti nomi che voi conoscete benissimo, di stimatissimi colleghi, insomma, che si sono fatti strada in questo settore. Tu rappresenti un po' quella che purtroppo è ancora un'emorragia che in Sardegna si verifica, cioè quella dei nostri giovani che laddove non ci sono prospettive di affermazione, magari per coronare il sogno che può essere quello di diventare giornalista, sono costretti a partire. Purtroppo sì, devo dire che adesso io sono arrivata a Milano nel 2004, quindi insomma stiamo parlando di tanto tempo fa, e prima di Milano avevo fatto la scuola di giornalismo Urbino. Andarmene da Cagliari, che insomma per me la città più bella del mondo, è stata una scelta dura, dolorosa, è stato un grosso sacrificio, però devo dire che anche l'isolanità alla fine è qualcosa che può diventare un limite se si vogliono seguire i propri sogni, e magari per spiccare il volo si è anche costretti a fare il salto, no? Cercare di mettersi alla prova in un'altra realtà, in un'altra situazione. Quello che però ti rimane dentro è sempre questo grande attaccamento e anche, devo dirti la verità, questa voglia, questo desiderio un domani di tornare, cioè di fare un'esperienza che può anche essere lunghissima, lavorativamente parlando, ma anche dal punto di vista del privato, per poi però tornare a casa in un futuro prossimo o comunque lontano, chi lo sa, per godere comunque dell'isola anche, insomma, anche più avanti. Ecco. Quindi della qualità della vita, possiamo dire della qualità della vita, che è il valore aggiunto della Sardegna, cioè il fatto di poter vedere i bambini, essere liberi vicino al mare, il tempo, la possibilità di essere in vacanza ogni volta che hai 2-3 ore a disposizione. Guarda, ti dico, il mio più grande cruccio, avendo 2 bambini di 5-7 anni, è proprio questo. Io ho avuto un'infanzia meravigliosa, perché chi cresce a Cagliari ha un'infanzia meravigliosa, una giovinezza meravigliosa a contatto con la
natura, il mare. Io non ricordo pomeriggi trascorsi dentro casa, io ricordo solo pomeriggi trascorsi all'aperto, con gli amici, in bicicletta, in piena sicurezza. Quindi so che sto dando un futuro ai miei figli, ma qualcosa comunque gliela sto togliendo, qualcosa di importante, che proprio questa vita che io ho fatto da bambina, che loro non potranno conoscere. Però il fatto di poter passare tutte le estati, questa purtroppo no, in Sardegna un po' mi consola, ecco, questo magari no, però da che sono nati loro, dopo un mese, il mio primo figlio dopo un mese di vita ha preso il primo aereo per arrivare in Sardegna e fare la prima estate della sua vita in Sardegna, e così da 7 anni a questa parte, quindi in qualche modo glielo sto un po' restituendo. Però certo è un grosso sacrificio comunque vederli crescere, non a Cagliari dove avrei voluto sicuramente. Valentina, stiamo attraversando un momento difficilissimo generalmente a livello nazionale. In Sardegna comunque sia lo stop implica che proprio il fatto di essere isolati, lontani dal mare, nel momento in cui si riparte tutti insieme, noi dovremmo ripartire con handicap, perché per arrivare poi alla velocità degli altri chiaramente abbiamo questo mare di mezzo che non ci aiuta. Secondo te quali sono le strategie per fare in modo che la Sardegna sappia superare il mare? È vero che la tecnologia ha fatto tanto perché si possa lavorare anche dalla Sardegna per produrre delle cose interessanti magari al di fuori. Tu pensi che ci siano le condizioni perché si possa fare in modo che si interrompa o si limiti un pochino quella che è l'emorragia di cui ho parlato prima? Ma io devo dire che le cose secondo me sono cambiate rispetto a 15 anni fa, quando io sono stata non costretta, perché comunque è stata una scelta da parte mia quella di partire. Devo dire che oggi i sardi in generale, i cagliaritani, sono più coraggiosi. Io conosco persone che hanno fatto la scelta di restare e di investire sul territorio. Questa è una scelta che io invidio tantissimo, perché magari tornando indietro proverei a farlo anch'io. Sicuramente la Sardegna è una regione che ha tantissime risorse e molte sono ancora inesplorate, non sono sfruttate al massimo quanto potrebbero, e quindi credo che chi ha la voglia, ha le idee, possa anche decidere di stare a casa e di sfruttare quelle energie e quelle risorse stando a casa. Non è facile, certo, perché gli strumenti, i mezzi non sono gli stessi di quelli che può avere magari un giovane imprenditore qua in Lombardia, magari in altre parti d'Italia più attrezzate, però secondo me l'ingegno e comunque anche i sacrifici a cui siamo sottoposti noi sardi, vivendo in un'isola, possono in qualche modo aguzzare un po', no? Le idee, l'ingegno, e darci altri strumenti per poter emergere in qualche modo, no? Io sono fiduciosa da questo punto di vista, vedo che comunque le cose si stanno muovendo in un senso che fino, appunto, ripeto, a diversi anni fa era impensabile, no? Senti, anche tu sei vittima di questa interruzione, purtroppo, perché a Sky non sei a tempo indeterminato, giusto? No. Lavori a progetti, giusto? Io lavoro a progetti e stavo lavorando a un bellissimo progetto che purtroppo adesso aveva anche una scadenza, perché doveva essere consegnato a breve, e purtroppo siamo tutti in stand-by, come me tantissimi altri. Io sono una partita IVA, sono una libera professionista, e devo dire che per le partite IVA questo quindi ora te la passi veramente... bene, 600 euro al mese. Sì, ma no, in realtà i giornalisti non rientrano in quella casina, una tantum, quindi ecco, immaginiamo appunto tutte quelle, perché poi pensiamo, chiaramente io faccio un discorso adesso legato a Milano, ma è un discorso che si allarga a tutta Italia, cioè ci sono tante famiglie qua che vivono, magari sono solo partite IVA all'interno del nucleo familiare, no? Quindi persone che si trovano a pagare gli affitti, che qua sono carissimi, un tenore di vita che comunque è altissimo, con soldi che improvvisamente da un giorno all'altro sono spariti, ed è una situazione drammatica. Quello che adesso mi preoccupa in particolar modo è l'aspetto economico della crisi, oltre chiaramente all'impatto della malattia, ma l'impatto economico sarà forse peggio del virus da questo punto di vista. Quindi chi adesso ha un lavoro, che ha la possibilità di avere un lavoro da dipendente, veramente si deve ritenere molto fortunato in questo momento, perché ha chiaramente una camera d'aria importante a cui attingere per un po'. Ecco. Assolutamente sì. Senti, ti giro così la spartisco con te, me la divido. È una domanda che è ricorrente, io abitualmente frequento i social, la domanda che ricorre è: riparte il calcio? È dura,
Purtroppo è molto dura, anche oggi le notizie non sono molto incoraggianti, mentre ieri la notizia che la Ligue 1 è sospesa definitivamente, secondo me questo sarà anche un segnale per il nostro calcio, mentre insomma vediamo che la Germania e l'Inghilterra si stanno insomma quasi rimettendo in linea per ripartire forse a fine mese, insomma i primi di giugno, questo insomma bisognerà aspettare per capire. Io temo che qua in Italia la situazione non sarà così rosea nel futuro per tanti motivi, ecco. Intanto perché la Lombardia, che insomma è una delle regioni che chiaramente anche dal punto di vista calcistico vale tanto nel nostro calcio, è insomma una rilevanza piuttosto alta, è la regione più colpita. Quindi ipotizzare un campionato con le squadre anche della Lombardia che devono ripartire mai in una situazione di non sicurezza, perché qua in Lombardia non siamo ancora in una situazione di sicurezza, è complicato, la vedo complicata. Benissimo Valentina, io ti ringrazio del tuo intervento, in bocca al lupo per tutto, speriamo di ripartire al più presto e di ripartire insieme con il nostro lavoro. Ma io spero che la Sardegna riparta presto, perché dai, in Sardegna ci sono le condizioni per ripartire alla grande. Coraggio. Grazie Valentina, buona giornata, grazie. Grazie. Ciao. Anche a voi, buona giornata. Scarica l'app del gruppo ISA e scopri i volantini di oltre 400 supermercati Nonna Isa, Sidis, Di Meglio, Punto D ed Italy. Aiuteremo l'ambiente con meno carte e più alberi. App Gruppo ISA, la convenienza sempre con te. Ospite con noi a GP On Air, ripartiamo insieme e con lui si può ripartire veramente molto bene, Marcello Spina. Ben trovato Marcello, si può ripartire molto bene perché ti occupi di aerotaxi e di assistenza ai velivoli per quelli che sono i jet privati sostanzialmente, questo no? Buonasera Vittorio, buonasera agli ascoltatori. Sì, è corretto ciò che hai detto, rappresenta la realtà di cui mi occupo con questa società. Senti, un settore che chiaramente finisce per essere uno dei settori che rischia di pagare questo momento difficile, anche se poi è un settore riservato a un certo livello di clientela e quindi forse quelli che potranno permettersi, attraverso una bella organizzazione, di continuare a venire in Sardegna e magari salvare in buona parte il nostro turismo. Ma ciò che ti posso dire adesso è che effettivamente anche questo settore che si rivolge a un target elevato paga pesantissimamente, né più né meno di ciò che stiamo pagando, come stiamo pagando tutti. Il problema è il periodo legato a questo lockdown generalizzato a livello mondiale. Se mi chiedi cosa penso del futuro, premesso che nessuno di noi ha la sfera di cristallo, posso dirti che secondo me l'utenza fino adesso molto elevata che ha utilizzato questo genere di trasporto finirà per allargarsi per due motivi. Il primo è perché non lavorando così come tutte le compagnie aeree definite liner, quindi l'Italia, la Lufthansa eccetera, anche le compagnie private hanno avuto un calo e quindi il prezzo probabilmente andrà ad abbassarsi, quello relativo al loro volo, e allo stesso tempo però sarà più difficile volare con la linea, perché il distanziamento sociale di cui si parla anche all'interno dell'aereo è quello che in qualche modo sembra essere anche una problematica che si rifletterà sugli aeroporti, quindi pensiamo agli imbarchi, ai check-in eccetera. Secondo me finirà per allargare un po' la forbice e consentire a questo turismo o questo tipo di trasporto un maggior sviluppo. Quanto riusciamo a compensare con questo tipo di trasporto a quello che eventualmente è un calo nel trasporto del volo di linea, in percentuale? Ma pochissimo, perché comunque per quanto possa essere in qualche modo una forbice allargata, un volo
su un aereo privato non costa meno di 3.000 euro ora volo su un aereo da 10 posti. È vero che queste 3.000 euro possono essere divise sui 10 occupanti piuttosto che uno, e quindi tutto sommato rappresentare un prezzo assolutamente concorrenziale, direi. Concorrenziale, sì, soprattutto per come andrà la continuità territoriale, però in effetti dipende da come lo si utilizza. Certamente se un gruppo di amici si organizzeranno con un volo privato, potrebbero avere la possibilità di venire in Sardegna con gran comodità e ad un prezzo tutto sommato abbordabile. Senti, il mercato è mercato internazionale o mercato soprattutto nazionale? No, è un mercato prevalentemente internazionale, perché dopo il decreto Monti, di cui ancora paghiamo conseguenze a livello fiscale, tutto ciò che era volo, quindi proprietà di aerei, utilizzo di aerei anche privati, è miseramente decaduto. Quindi tutti i possessori sono andati ad immatricolare l'aereo in paesi con una fiscalità più leggera, e per cui il trasporto è diventato solamente internazionale, con prevalenza ovviamente del mercato russo e ucraino, che qui in Sardegna, insomma, anche per le proprietà alberghiere fanno da padrone. Come vedi il resto del turismo? Cioè, tu chiaramente hai la possibilità di vedere chi approda, chi va, chi viene. Che idea ti sei fatto di quelle che possono essere le potenzialità che noi abbiamo e come poterle sfruttare? Dobbiamo puntare a un mercato turistico di alto livello, rinunciando magari a quello di media fascia, e così magari riuscire a incrementare anche l'arrivo di turisti che possono spendere, chiamiamolo così, oppure secondo te il mercato interno potrà in qualche modo essere comunque un mercato che può essere sfruttato anche dai turisti di alta classe? Ma guarda, io credo che dipenderà da come poi si svilupperà il discorso lockdown a livello di circolazione interregionale. Se continuerà ad essere bloccata o fortemente ostacolata da non meglio precisate condizioni burocratiche, sanitarie o quant'altro, credo che la Sardegna patirà moltissimo questa condizione, perché non avrà la possibilità di utilizzare proprio la fascia medio-bassa, che rappresenta la principale percentuale del turismo in Sardegna. Il problema in Sardegna è quello delle strutture. Ci sono certamente strutture che sono di qualità eccelsa, anche se non veramente al top, per usare un'espressione un po' conosciuta da tutti, come può essere quella gradita dall'utente americano, per esempio. Non ci sono strutture in Sardegna che offrano quel tipo di servizi. Ci sono delle strutture sicuramente molto qualitativamente eccelse, ma il target è prevalentemente un target di bassa fascia, case in affitto e villaggi turistici e camping. Quindi credo che saremo fortemente penalizzati se non si troverà una soluzione anche a livello politico. La sanificazione comporta dei costi ulteriori per voi? No, perché comunque è già prevista in fase di operativa, quindi l'aereo viene sanificato a prescindere. Se non lo facciamo noi come società di handler, lo fa comunque l'equipaggio, e un piccolo aereo o anche un aereo di grosse dimensioni, comunque con una quantità di posti che si avvicina ai 20, perché comunque gli allestimenti sono business, è molto semplice poi da sanificare all'interno. Quindi a livello di costi si tratta semplicemente di avere dei prodotti ad hoc che al momento sul mercato non hanno un costo elevato. Benissimo Marcello, io ti ringrazio del tuo intervento. Abbiamo conosciuto anche un mondo che magari è un po' sfugge, non sempre lo stiamo a
a visitare, a comprendere a fondo, ma c'è anche questa come risorsa, e anzi in questo caso ci vedo capire che può essere una bella risorsa tra virgolette di riserva, perché se salviamo questa salviamo almeno una fetta del nostro turismo. Grazie ancora. Grazie a te Vittorio, una buona serata. Anche a te, ciao, grazie. Novità! Scarica l'app del gruppo ISA e scopri i volantini di oltre 400 supermercati nonna ISA, Sidis, Di Meglio, .d ed Italy. Aiuteremo l'ambiente con meno carte e più alberi. App Gruppo ISA, la convenienza sempre con te. Nostro ospite a GP On Air, ripartiamo insieme, Enrico Porco, Chicco Porco per gli amici, anche perché Chicco è un uomo di sport. Chi l'ha conosciuto partendo dalla sua attività di triatleta, uno dei primi devo dire, e successivamente comunque questa capacità multidisciplinare l'ha applicata anche nel suo lavoro, perché si occupa di tante cose. In questo caso lo sentiamo come presidente dell'AST. Ben trovato Chicco. Ben trovato, saluti a tutti i vostri ascoltatori. Senti, momento delicato per la Sardegna, tu hai una visione ampissima, perché oltre al ruolo che stai ricoprendo, abbiamo detto uomo di sport, ma anche hai fatto parte della politica, sei stato un rappresentante importante della politica regionale, quindi hai una visione d'insieme, quella visione d'insieme che molte volte ad altri sfugge. Come vedi tu intanto la situazione globale della Sardegna in un momento come questo? Ma è chiaro che questi sono momenti di grande sofferenza, sono momenti di stress, sono momenti anche di disagio, perché ci sono anche tante persone sia esposte al contagio, che sono in prima linea, e sia persone che sono rimaste scoperte, cioè che sono meno tutelate. Quindi diciamo che a loro in questo momento deve andare la nostra solidarietà più piena. Come sempre nei momenti di difficoltà c'è sempre un rovescio della medaglia, che è il rovescio legato all'opportunità, un po' lo sta indicando anche il nostro Presidente della Regione. La Sardegna ha l'opportunità di posizionarsi come meta turistica, di posizionarsi all'interno del Mediterraneo, è stata sfiorata e non colpita duramente come altre realtà d'Europa dal contagio Covid, e quindi forse proprio da questo può ripartire per proporsi come meta sicura, come meta bellissima e attrattiva dal punto di vista ambientale, come meta Covid free, cioè dove Covid free non è una invenzione dell'ultimo momento, ma è nel DNA e nell'identità di una regione che è certamente sicura, che ha nell'attenzione per le persone, nell'accoglienza, una delle proprie caratteristiche, e quindi oggi posizionarsi come meta sicura, meta di ristoro, meta di rigenerazione, meta di riconciliazione tra l'uomo e l'ambiente non è una formula di marketing, ma è un qualcosa che va in continuità con quelle che sono le caratteristiche della nostra regione. Senti, c'è molto terrore nella nostra popolazione, invece quello che hai detto è peraltro confermato. Ne abbiamo avuto l'occasione di parlare nelle settimane scorse con qualcuno che aveva contatto con la Costa Smeralda, che le prenotazioni non sono venute meno, proprio per questa ragione, che agli occhi esterni la Sardegna è una regione ancora sana, tra virgolette, mentre nella popolazione forse bisogna sostituire il terrore con la premura. Sei d'accordo? Ma sì, sai, noi veniamo da settimane molto pesanti in termini di comunicazione mass mediatica. La paura ha una funzione nell'uomo, ha la funzione di far scattare un campanello d'allarme. Il problema è quando la paura permane. La paura deve farci riflettere e farci agire di conseguenza. Una paura che permane per molto tempo ci paralizza e ci impedisce anche di fare le cose che possiamo fare. La paura è servita per prendere delle misure precauzionali, ora la paura dobbiamo lasciarci alle spalle e sostituire alla paura una attività prudente, un'azione prudente ma decisa. Da questo punto di vista proprio questa capacità di ripartire, questa capacità di riproporci, naturalmente seguendo rigorosamente tutte le prescrizioni di sicurezza sanitarie che verranno via via emanate, diventa un modo proprio per
non solo per superare le paure, ma anche per convincerci che in questo mercato ampio, globale, europeo, la Sardegna può avere le sue carte da giocare e quindi possiamo sostituire la paura anche con l'opportunità, con l'entusiasmo, con la voglia di ripartire e di riproporci su un mercato più ampio. Senti, questo obiettivo c'era anche prima, quello di rilanciare la Sardegna e di fare in modo che le sue risorse venissero sfruttate a pieno. Il tuo ruolo di presidente ARS chiaramente pone anche il grande problema che molte volte c'è, o anche la subcultura nei confronti dei mezzi pubblici, per poterla vivere totalmente questa Sardegna anche all'interno. Pensi che anche questo discorso debba essere rilanciato, quello del capire che si può usufruire della Sardegna anche attraverso quello che è un sistema di rete a livello di collegamenti? Guarda, non so, può essere rilanciato, ma diciamo che se era strategico prima, adesso diventa determinante. Sostanzialmente noi in questo momento avremo una limitazione negli arrivi, perché comunque gli arrivi saranno contingentati. Adesso si parla delle misure su come controllare chi arriva, si parla di passaporto sanitario, oppure avremo, diciamo, un turismo interno, cioè sardi che quest'anno magari non andranno fuori e svolgeranno le loro vacanze, i loro giorni di ferie in Sardegna. Da questo punto di vista, se vogliamo mantenere all'interno del PIL regionale una rilevanza, noi dobbiamo agire sulla spendita pro capite, cioè non possiamo agire sulla quantità, sul numero degli arrivi, dobbiamo agire su quanto queste persone spendono ogni giorno in Sardegna. E quindi abbiamo un'opportunità, perché più cose gli offriamo, più servizi gli offriamo, più queste persone possono spendere, quindi possiamo recuperare magari pochi punti percentuali, ma possiamo in qualche modo riguadagnare qualcosa che perdiamo sugli arrivi. Tutti gli studi e le ricerche sul turismo ci dicono che la spesa pro capite è fondamentalmente legata al sistema di trasporti interni. Cioè, una volta che il turista è in Sardegna, se lo teniamo relegato dentro un villaggio turistico fortezza, spende X e quell'X, quei 100, 150, 200 euro al giorno, peraltro rimangono spesso, non si diffondono nel territorio, rimangono nelle mani, diciamo, dell'impresa che ha proposto la vacanza fortezza. Se non riusciamo a questo turista invece a farlo diventare un po' più avventuroso, a farlo viaggiare, a farlo muovere, fargli visitare i nostri meravigliosi territori dell'interno, la reggia nuragica di Barumini, o spingersi nelle gole di Gorropu, o visitare altri bellissimi paesi dell'interno, e c'è veramente l'imbarazzo della scelta, noi possiamo, moltiplicare o aumentare questa spesa pro capite. Quindi diciamo che in un periodo di arrivi contingentato, offrire servizi e far muovere nel territorio, fare esperienze a chi c'è o a chi decide perché c'è già, o a chi arriva, di fare la sua vacanza in Sardegna, diventa non solo strategico, ma diventa veramente la leva determinante per recuperare qualcosa che perdiamo sul lato degli arrivi. Tento di chiudere il cerchio chiudendo l'intervista. Quanto mancano le manifestazioni sportive che sono da richiamo proprio per quello che tu hai detto, le manifestazioni tipo l'Xterra, manifestazioni di questo tipo che nel triathlon sono state quelle capaci di portare una marea di persone e di far conoscere soprattutto le ricchezze ambientali. Io vi ricordo ad esempio un'Xterra fatta nel territorio di Rosei a Vitarosa, fenomenale e meraviglioso. Me lo ricordo anch'io, mi ricordo la fatica che ho fatto, l'ho fatta 3 volte, devo dire un'esperienza meravigliosa, un grande organizzatore come Sandro Salerno, dobbiamo dire anche grazie al sindaco di Rosei, che è sempre stato molto sensibile a questi eventi. Ma guarda, gli eventi sportivi hanno 2 funzioni. Una funzione è proprio quella banalmente di generare presenze in periodi di spalla. Infatti fioriscono le iniziative che vanno da ottobre in poi, ce ne sono importantissime a Pula, ce ne sono state importantissime al Forte Village, quindi creano di per sé presenze, arrivi e presenze, anche perché chi arriva per questi grandi eventi di sport e natura
non si limita alla gara, ma di solito rimane qualche giorno prima e qualche giorno dopo, portando qualche familiare. Però soprattutto, io dico, hanno un impatto nell'immaginario collettivo, cioè associano sempre di più lo sport e l'ambiente, il turismo, lo sport e l'ambiente, e quindi diventano attrattive anche per chi magari, non partecipando alla gara, vuole ripercorrere o andare sulle tracce di chi quella gara l'ha fatta. Quindi è una leva importantissima sia di comunicazione, sia poi una leva concreta ed efficace di per sé. Per un po' forse non potremo farle con quei grandi numeri, però sicuramente ci sono modi anche attraverso numeri più piccoli e contingentati, attraverso delle guide escursionistiche, per mantenere la fiamma accesa ed essere comunque pronti, sostenendo un sistema di offerta anche di queste iniziative, che bisogna far sì che, come dire, superi questa estate critica per ripartire appena ci sarà l'opportunità. È una grande opportunità, è un grande spazio che ci siamo conquistati, non lo dobbiamo perdere, magari dobbiamo metterlo un po' in sordina, ma dobbiamo essere pronti a un grande rilancio per il 2021, speriamo, o al più tardi il 2022. Grazie Chico, grazie. Grazie a voi, un abbraccio a tutti e ritroviamoci presto a parlare. Ripartiamo insieme. A ripartire insieme di cose che riusciamo a fare nella nostra bellissima Sardegna. Buona serata a tutti. Anche a te. Ciao. È tutto anche per oggi, appuntamento che si rinnova per lunedì, sarà 4 maggio, ripartiamo insieme con GP On Air. Grande novità! Scarica l'app del gruppo ISA e scopri i volantini di oltre 400 supermercati Nonna Isa, Sidis, Di Meglio, Punto D ed Italy. Aiuteremo l'ambiente con meno carte e più alberi. App Gruppo ISA, la convenienza sempre con te.